Siamo a Castiglione di Sicilia, un borgo eretto dai Normanni nel XII secolo, passato poi agli Angioini e quindi agli Spagnoli. Schiusasi dal sistema feudale, ha permesso lo sviluppo di una borghesia terriera e urbanistico che l'hanno portata in auge con fierezza e orgoglio e tutt'oggi diventa parte di un circuito imperdibile per tutti coloro che vogliono godere di una Sicilia straordinaria. Un personaggio storico di Castiglione di Sicilia è Antonino Ponticello, un falegname che a 3 anni porgeva i chiodi al papà e che poi col cambiare dei tempi si reinventa e diventa uno scultore. Si ispira a dei personaggi più o meno particolari, crea delle opere e le spedisce in tutto il mondo. Ho cominciato a fare a Pinocchio nel 1975. Ho scolpito Papa Giovanni, Papa Francesco, prima il polacco che c'ho tutte le lettere, tutte ce l'ho a casa. L'ho spediti e mi hanno compensato con una lettera San Grazie aperta, ma una lira non me l'ha dato nessuno, perché qua diciamo che hanno un mazzo vidi e l'auto secco. Sì, una mattina mio padre la sveglia era, prendeva la scappa e la buttava per terra. Quello era il segnale che alle 6 dovevamo essere tutti presenti qui al lavoro. E guai, cattolico, prima di mangiare, a mezzogiorno ci faceva dire rosario. Insomma, una vita di religione, siamo stati rigorosi. Abbiamo costruito un cinema, lo Smeraldo. Poi di scene televisione abbiamo chiuso tutti i cinema. Questo è chiamato il Cannizzo, che si trova, è il simbolo di Castiglione fatto a mano dei Saraceni. Questo è Padre Pio, sulla pietra scolpito. Questo è stali a olio come calzante di scarpe. Questi sono 2 bastoni lavorati. Questa è la Ferrara, che ci mette il motorino di sotto e attacca la spina e gira sempre così. Poi queste sono padre, madre e figli, insomma scimmiette. Questo è un dinosauro, cavallo più grande. Questi sono tutti bastoni. Questi sono Pinocchio, stali a olio, questi sono bastoni tutti lavorati, questo è bastone, si apre e fa di sedia. Questa è una chiesa bizantina del 400 che si trova qui, di San Nicola. Questa è un'inventazione quando mi sono sposato, una foto. Anziché il bigliettino da auguri, nella bomboniera c'era una foto di sposini. Questo è Papa Wojtyła, il polacco. Questo è Benito Mussolini. Antonino Ponticello ci racconta adesso la storia di un re, della sua amante e di una castellana, e da qui come nasce il nome di un paese. A 2 chilometri di distanza dalla gola dell'Alcantara c'è un paese che si chiama Francavilla. Questo nome perché c'è stava la regina a Francavilla e il re stava nel nostro castello a Castiglione. Una mattina ci ha detto Franca, vegli, e così è rimasto il nome Francavilla. E questa è la storia di un re che comandò alla castellana di vegliare sulla sua regina che incontrava segretamente, indicandole appunto di vegliare, e la chiamava Franca, veglia, per avere l'ok e quindi poi incontrarsi, e da qui nasce il nome di Francavilla.
Castiglione di Sicilia vanta una storia millenaria di testimonianza religiosa sul territorio, con innumerevoli chiese. Siamo qui con padre Roberto che ci racconta questa storia. È una storia millenaria che racconta della comunità, in modo particolare di Castiglione, ci dice qualcosa che riguarda questo popolo straordinario che è vissuto in questa terra. E chiese che dal 1100, come la chiesa di San Nicola, la Cuba bizantina, che testimoniano dei popoli che hanno segnato pienamente il nostro territorio, fino ad arrivare dal fiume, quindi salendo un po' sul monte, a trovare tante altre chiese dedicate, chiese medievali, dedicate agli apostoli, come San Pietro, San Marco, un'altra chiesa molto importante della nostra città, e senza alcun dubbio la chiesa di San Giacomo Apostolo, che è diventata una basilica pontificia dedicata alla Madonna della Catena, dove tutti i castiglionesi ne sono devoti, per concludere nella chiesa credo che sia la più bella, la più affascinante, la più stupenda, che è appunto cosiddetto giardino pietrificato, la chiesa di Sant'Antonio, che potrete ammirare in modo davvero lodevole. A descriverla adesso sarà la direttrice, di colei che ha un po' curato l'allestimento di tutto quello che vedrete tra qualche istante, e vi farà gustare i particolari di questa chiesa. Quello che riusciamo a vedere in questa chiesa sono degli intarsi policromi con un decoro floreale. Sono intarsi policromi tutti con marmo commisso delle nostre cave della Sicilia. Quindi troviamo il rosso di Sicilia, il giallo di Castronovo, tutti marmi che sono stati intarsiati magistralmente, incastonati su una lastra di marmo bianco, e quindi in modo da ricreare proprio questi motivi meravigliosi che noi vediamo soprattutto sull'altare principale. Un altare principale del 1708 realizzato da Tommaso Amato, un messinese, con maestria. Nel paliotto centrale troviamo proprio la figura di Sant'Antonio Abate con la figura degli animali, proprio perché è il protettore degli animali, e quindi tutto quello che voi vedete lateralmente ai lati della chiesa sono stati realizzati proprio per creare questo giardino pietrificato. Vediamo anche un organo del 1721 di Michele Andronico, o Andronico, un altare che poi è stato successivamente dipinto nella parte inferiore da un sacrestano della chiesa nel 1745, che era Gaetano Zumbo. Troviamo anche diverse tele, delle tele ottagonali realizzate proprio per questa chiesa nel 1706 da Vincenzo Tuccari, che raccontano la vita di Sant'Antonio Abate, quindi la morte di Sant'Antonio, le tentazioni di Sant'Antonio e Sant'Antonio con Ilarione e San Paolo Eremita. Poi abbiamo anche altre tele della chiesa della Basilica della Madonna della Catena di Francesco Gramignani della fine del Settecento, e sono la Crocifissione di Cristo con le anime del Purgatorio e San Marco Evangelista. Colgo l'occasione per invitarvi tutti a visitare questo splendido luogo, questa città straordinaria, Castiglione di Sicilia, e in modo particolare tra tutte le chiese e le bellezze architettoniche il nostro museo, che è più che dire museo, un museo vivo, un museo dove all'interno non troverete qualcosa di morto, ma qualcosa che parla, qualcosa che racconta, qualcosa che dice una storia di un popolo che è vivo, ma soprattutto di tradizioni bellissime come quelle siciliane.
Questa è la cudduredda, il dolce tipico di Castiglione di Sicilia, di cui scopriremo la ricetta insieme a due maestri pasticceri, Angelo Valastro e Carmela D'Amico. Questo dolce tipico siciliano di Castiglione di Sicilia è fatto con il di fuori acqua, farina e zucchero e il ripieno è fatto con nocciole e miele. Vengono tostate le nocciole, poi viene tutto tritato e poi si mette ad ebollizione con il miele. Dopodiché si fa il ripieno, vengono tanti bastoncini fatti in una teglia in modo che devono riposare anche una nottata e poi l'indomani si fa l'impasto, questo che sta facendo lui, e viene tagliato a forma proprio di questo bastoncino e viene ricoperto. Tutto si viene infornato e questo è il risultato. Nocciole sono nostrane qui dei nostri paesi, nocciole di cerro, si dice, il nostro paese è cerro. E il miele dell'Etna. Sì, il miele dell'Etna, fatto proprio qui. Che origini ha questo dolce? La tradizione di questo dolce risale a molte centinaia di anni fa, infatti era un dolce casareccio. A differenza degli altri posti, questa cudduredda che viene fatta tipica nel periodo di Santa Lucia non ha il vincotto, questo è solo miele e nocciole. Come vediamo lui la sta chiudendo, viene fatta a forma di S e dà il nome a S e si chiama per Santa Lucia. La storia di questa pasticceria viene tramandata da padre in figli e tutte le specialità sono state tramandate da noi e vi invito moltissimo a venire ad assaggiare queste specialità alle nocciole tipiche del paese. Siamo qui con la signora Enza e la signora Lina, due rappresentanti del popolo delle donne che a Castiglione di Sicilia, dalle case in silenzio, con dedizione e passione, hanno mantenuto l'economia di un paese con il ricamo che riporta sul lino le bellezze architettoniche di questo paese e dalla tela alle case di tutta Europa. Questo ricamo è stato per il paese una forte economia perché tutti lavoravano, andavano a Taormina, gli davano la stoffa e c'erano tanti stranieri che venivano e li compravano. E io da bambina sempre mi ricordo queste cose.
Come ho iniziato prima, io ho iniziato a fare il punto quadro, perché prima si sfila tutto e c'è quella che è campione che sfila il lavoro. Noi passa da 3 mani, 3-4 mani passa. Lo può fare anche una sola se pratica a farlo tutto. Incomincia prima a sfilare questo, poi si fa tutto il punto quadro e poi si fa questi bastoncini a mano, il punto lucido e poi dopodiché si passa al telaio. Oltre il punto quadro abbiamo anche il punto Firenze. Prima per fare il punto Firenze si deve fare il punto quadro, dopo si fa il punto Firenze, noi lo chiamiamo punto Firenze, ma si chiama Gigliuzzo, si può chiamare differente. Quindi quando è cambiata l'economia di questo lavoro? 5 anni fa, 5 anni sì, fino a che si lavorava e insomma Castiglione era diverso perché c'era qualcosa che entrava Dal punto Adago, dal punto Firenze e dal punto quadro si realizzano queste opere d'arte, alle quali diamo un valore. Il valore di questi ricami non ha prezzo perché passa da tanti mani, dalla sfilatina, poi lavorare a punto quadro, punto Firenze, poi messa a telaio. Il valore c'è, però non è stimabile, almeno ora come prezzo come ora €1 al buco. Quanti buchi si possono realizzare in un lavoro? Quando vuole, secondo quando vuole, se ne può realizzare da 500 a 1000, secondo la spesa che vuole fare o quello che ordina. Dici io voglio spendere 1.000 €, 2.000 €. E cosa si può realizzare con il ricamo? Con il ricamo si può realizzare coperte, tovaglie da tavola, serviziette da tè, serviziette da colazione, tendaggi, insomma tutto si può realizzare. Tutto quello che è la fantasia delle donne. Delle donne, ecco sì.